Allora, io le ho dato una provocazione. Allora, siccome voi siete stati bravi, tra l'altro non siete cooperativa, siete soltanto un gruppo di volonterosi. Ma facciamo riferimento a cooperative che ci sono. Ovviamente ci possono essere tanti modi di intendere la cooperativa. Quello che si dice oggi, che c'è una mangeria su questo, può essere vero per alcune o per molte cooperative, ma non è quello il problema. L'anno e mezzo in cui stanno qua questi ragazzi che provengono, sappiamo da dove, è un piccolo problema. Il problema è costruire un progetto per i 2 o 3 lustri successivi. Sì, esatto, il dopo e non, quello ma il lo si fa dopo. solo se c'è la collaborazione del sistema. Se qua continuiamo a propagandare a noi e ai nostri figli paroni a casa nostra, prima noi, gente che prima non si guardava in faccia, che diventa di colpo un comitato ultra solidale tra loro, cioè favorire questo tipo di espressioni politico-sociali nel territorio ci può portare solo del male. Cioè noi abbiamo di fronte un problema che non è un problema e lo trattiamo come fosse una catastrofe. Però attenzione, voi avete io purtroppo ne ho visti di questi, dico purtroppo, ne vedo costantemente. Allora, se tu sei una persona, uomo, che gira per strada tranquillo, con anche la tua donna, non c'è problema. Tu gira donna da sola, verso sera, quando ci sono questi gruppettini che hanno un'educazione diversa, una cultura diversa, hanno un approccio diverso, non sono così tranquilli, io sicuro, l'ho provato sulla mia pelle, cioè, io poi tra l'altro mi so anche abbastanza difendere, per cui li ho tenuti però dico, se io avessi avuto 20 anni in meno, con un'esperienza diversa, sicuro che sarebbe stato leggermente più inquietante le esperienze di avvicinamento con queste persone, sia qua al nord Italia che anche nel sud Italia, perché hanno una cultura diversa, il rispetto per le altri è vissuto diversamente e non è corretto questo. Per me la cooperativa, voi siete stati bravi, deve insegnare principalmente delle regole di base. Qui ti trovi in un territorio dove ti comporti da così, se non ti comporti così succedono le conseguenze, perché loro le conseguenze ce le hanno anche molto gravi. La polizia interviene in modo pesante, come in tutti i paesi stranieri. Qui da noi sanno che non gli viene fatto niente, si permettono cose, purtroppo abbiamo avuto dei casi anche eclatanti di microaccoglienza, 6 persone in un condominio che hanno violentato una ragazza, ed era una microaccoglienza, però hanno combinato dei guai. Io ve la butto là così, ma sono fatti reali. Ma ce la butta là così come fosse una cosa, no, ma non è, non è quello. Il problema è molto più semplice, nel senso che a quello che dice lei si risponde facendo una buona accoglienza e di più. Ma voi siete stati bravi, ma perché non viene fatta? Il problema è che lei mi parla di problemi che riguardano la nostra società, cioè le violenze che vengono fatte e gli omicidi della propria moglie o fidanzata non sono fatti dai migranti, sono fatti da una cultura dominante e come dico, ci si aggiungono questi. Come la prostituzione di cui si lamentava lui prima. La prostituzione è prima di tutto i clienti vicentini e padovani che vanno dalle minorenni nigeriane, e dopo il problema è che non si vuole fare, per esempio, su questo una legge che punisca i fruitori, che come è successo in Svezia eliminerebbe il problema. Sono i maschi che vanno puniti perché vanno a violentare di fatto le minorenni che arrivano dai barconi, e su questo invece diventa che, come ha detto Posso fare una domanda? Io non ho capito però una cosa, condivido in parte il fatto comunque che un problema della violenza sulle donne è un problema trasversale, purtroppo, anche se ovviamente chi non sa cosa fare tutta la giornata potrebbe essere che possa anche cadere in questa difficoltà. 40% allora, di disoccupazione giovanile, quello che non ho capito è su Padova Accoglie. Quindi Padova Accoglie non è una cooperativa, è un'associazione che fa dei progetti di accoglienza e poi usufruisce di cooperative. O no? Ci spieghi un attimo come funziona? Ripeto, ci sono cooperative che noi seguiamo insieme a un rapporto con l'università, in particolare quella di Don Luca, perché è quella che ha fatto i progetti migliori. Quindi i progetti nascono dalle cooperative e voi gli date la consulenza? Noi abbiamo il nostro apporto. Faccio un piccolo esempio: con l'Università di Padova abbiamo chiesto un anno fa il problema di chi gestisce le cooperative. Cioè non c'è personale adeguato a gestire una cooperativa, è difficile. Non c'è personale adeguato? No, l'università da gennaio farà partire un master sulla base di indicazioni raccolte all'interno di quelle che fanno un buon progetto, un master di formazione personale che sappia gestire una comunità, e questa è una risposta intelligente da parte dell'università. Quindi sostanzialmente è una formazione, tra virgolette, manageriale a livello organizzativo per gestire delle comunità, finalizzate nel caso specifico all'accoglienza. Sul volontariato. Alex Cioni. Beh, insomma, sono stati messi parecchi argomenti sul tavolo. Infatti, si sta caricando. Molto interessanti. Adesso spero di riuscire brevemente a rispondere
No, ma affrontiamo sì, ma mi interesserebbe replicare a un paio di questioni che sono state sollevate anche a riferimento al filmato che avete diffuso poco fa. Al di là di complottismi veri o presunti, è un dato di fatto che stiamo subendo un fenomeno migratorio in questi ultimi anni che sta creando dei problemi concreti alla nostra popolazione, al nostro tessuto sociale, perché siamo reduci comunque di 8-9 anni di crisi economica, di recessione, che ha creato dei problemi al nostro tessuto sociale, alle nostre famiglie e alle imprese. Quindi non si può paragonare il fenomeno migratorio dei primi anni 90 al fenomeno migratorio di oggi. Questa è tutta un'altra storia, completamente un'altra storia. A meno che non vogliamo negare che anche in Italia, come è successo in Francia negli anni passati, esplodano le nostre città, intere fette dei nostri quartieri, come è successo nelle banlieue francesi, a colpa della forte presenza di stranieri, di immigrati, anche causata da figli di seconda, terza generazione, cioè per ragazzi che non si sentono francesi, non si sentivano francesi e arrivavano a contestare e criticare il modello e l'istituzione francese, creando quei disordini che abbiamo conosciuto negli anni passati. In Italia, voglio dire, basta girare nelle nostre città senza andare a Milano o a Roma, ma anche a Padova, o basta stare a Vicenza, l'ho detto in varie occasioni, a Campo Malzo, Viale Milano, nella zona di stazioni di treni, ci sono centinaia di questi soggetti che stanno creando un sacco di problemi. Cioè, il fenomeno migratorio è utile, una risorsa nella misura in cui si riesce ad assorbirlo nel tessuto sociale, economico e culturale. Bravo. Oggi stiamo superando quella percentuale di persone straniere con le quali possiamo trovare un'integrazione, perché i dati anche di questi giorni della Caritas, anche in Veneto, ci dicono che abbiamo sì migliaia di italiani, di famiglie che si sono impoveriti in confronto a 8 anni fa. Tra loro ci sono anche tanti stranieri che si trovano ad essere disoccupati, a vivere la crisi occupazionale. Per cui, voglio dire, oltre ai richiedenti asilo, abbiamo a che fare già con molti stranieri che abbiamo qui in casa, che qui hanno lavorato, qui hanno studiato, qui hanno pagato le tasse, che vivono la medesima crisi che vivono i loro compaesani italiani. Quindi il fenomeno è molto complesso, ma pensare che lo riusciamo a risolvere con l'accoglienza, senza se, senza ma, perché un certo spirito solidaristico ci deve portare ad accogliere tutti. Facciamo del male a noi perché creiamo queste isole di tensione, di crisi, di conflittualità che ci saranno, già ci sono e ci saranno di più sicuramente nei prossimi anni nei nostri territori. Ma facciamo un danno agli stessi migranti e agli stessi richiedenti asilo perché gli stiamo dispensando un sacco di illusioni a questi ragazzi. Perché nei primi anni 90 c'era lavoro, oggi non c'è lavoro per nessuno. Quindi lei cosa farebbe? Cosa farei? Beh, insomma, noi siamo un piccolo comitato di cittadini, non siamo una forza politica. Personalmente noi l'abbiamo lanciata come proposta. Se avessimo un governo serio, se avessimo un governo che ha realmente coscienza dei problemi che sta portando questo tipo di immigrazione, beh, agirebbe non andando a prendere i migranti a poche miglia dalle coste libiche. La Libia è un territorio con il quale noi abbiamo avuto interessi storici decennali. La Libia è una zona dell'Africa, del Nord Africa, sulla quale non possiamo ne far finta che non rientri negli interessi strategici nazionali italiani. Beh, insomma, voglio dire, come è stato fatto nei primi anni 90 con i barconi degli albanesi? Basterebbe, per esempio, una delle cose che si potrebbe fare, inviare dei militari, facessero saltare in aria, distruggessero tutte le barche, barchette e barchine che sono ormeggiate nei vari porti libici, per esempio. Perché quando mi dite, ma noi salviamo le vite in mare, ad agosto di quest'anno sono morte più di 3.000 persone nel cosiddetto canale di Sicilia e se ne sono morte altrettante l'anno scorso, paradossalmente con l'operazione di... Prima c'era Mare Nostrum, adesso come si chiama? Triton. Bravo. Triton. Sono molte più persone, stanno morendo più persone. Perché sono arretrati di 20 miglia. No, perché... No, te lo dico io. Sono arretrati di 20 miglia rispetto a Mare Nostrum.
Triton, che è un'iniziativa europea e non italiana, è arretrata di 20 miglia, quindi stanno moltiplicando i morti. Se tu te li tieni direttamente a casa, invece di fare 3.000 ne fai 30.000, se questa è la soluzione ve ne prendete la responsabilità. Tu mi metti infatti la parola. Ma non è così, non è così. Come non è così? Certo non è così, che è così, perché tu non tieni conto, per esempio, di tutti quelli, siccome quelli che arrivano qua in Italia sono quasi tutti centroafricani, no? Tu non tieni neanche conto di tutti quelli che partono dal Centrafrica e tentano di arrivare alle coste libiche e che muoiono. A questo punto, secondo la tua teoria, dobbiamo fare un ponte aereo col Centro Africa. È follia pura, è follia pura. No, la follia voi state cercando, la vostra che avete fatto una sanatoria io non ho fatto nulla, io non ho fatto voi nulla. della Lega. State cercando di giustificare, da 700.000 scusami, state cercando di giustificare, 10 invasioni del 2014. State cercando di giustificare vostre inefficienze, ma no, vostre inefficienze, i morti che avete sulla coscienza, le state cercando di giustificarli con le 20 miglia, non 20 miglia, eccetera. Avete cannato, è stata cannata totalmente questa politica. Adesso probabilmente con gli stessi soldi che l'Europa, e vi ricordo che l'Italia è il terzo contribuente in Europa, quindi i soldini sono anche nostri, con gli stessi soldi che noi utilizziamo per portarli qua in Italia, probabilmente riusciremo a risolvere molti più problemi, che poi mi sembra che queste persone che arrivino, perché mi sembra che dalla descrizione che abbiamo fatto nei primi interventi, adesso sinceramente o forse io vivo in un altro mondo o forse voi vivete in un altro mondo. Adesso io vorrei che i cittadini a casa pensassero, guardassero fuori dalla finestra cosa vedono. Il problema minore, non c'è problema, è stato presentato come di bassissima entità. Innanzitutto i numeri sono un po' diversi, no? Cioè? Sappiamo che i numeri a settembre 131.000. L'anno scorso richiedenti asilo? No, 131.000 entrati. Arrivati. Certo. Allora, 144.950 dal 1° gennaio al 13 ottobre. Dicevo il 30 settembre il dato, 30 settembre. Con più 5,5% rispetto al 2015. E quanti richiedenti asilo? Esatto. Sì, ma quando uno fa l'80.000 di media, è logico che se io prendo 30 anni di media, forse sono 2.000 immigrati all'anno. La statistica è una scienza. Per 20 anni fa 1 milione la statistica è una scienza, no? È una scienza, quindi non è che uno si improvvisa. Il problema è che oggi non riusciamo a sopportare questo, ma per quale motivo? Ci sono tantissimi altri motivi. Noi abbiamo una realtà che 20 anni fa è stato detto era prevalentemente industriale, artigianale. Okay? Avevamo aziende metalmeccaniche che funzionavano alla grande per la nostra fortuna, principalmente in Veneto dove c'era la piccola impresa che andava molto bene. È cambiato il mondo. Noi siamo una società che sta vivendo sempre più di servizi. La manodopera è sempre minore e calerà sempre di più. Di conseguenza, noi non abbiamo bisogno di manodopera. Questo è il problema. Noi non abbiamo bisogno di manodopera da prendere negli altri paesi, perché altrimenti rischiamo di creare il 40% di disoccupazione giovanile, che non è colpa del perché non c'è lavoro. Forse questo 40% di disoccupazione giovanile, se non ci fosse stata un'immigrazione, forse adesso troverebbe una soluzione. Adesso voi parlate di questi che comunque sono poveracci, io non li chiamo migranti perché chi entra non invitato in un paese per me è un clandestino. A tutti gli effetti. Clandestino finché poi non ha un permesso di soggiorno. Ma questi non hanno nulla. E tu dici una cavolata. Questi, quando entrano non hanno, altrimenti non potrebbe essere quando entrano non hanno nulla. C'è una cosa palesemente falsa. Loro scendono dal barcone. La vostra legge dice che chi ospita un clandestino va messo in galera. E spiegami perché lo vanno in galera. Lo diceva, no? Poi avete tolto il reato di clandestinità. È ancora in vigore. PD 5 Stelle ha tolto il reato di clandestinità. Non raccontiamo balle alla gente, non raccontiamo balle alla gente. La clandestinità non c'è più, No, è ancora stato fatto il regolamento operativo di modifica della Bossi-Fini, per cui attualmente il reato di clandestinità è ancora in vigore, perché manca il decreto attuativo. Il reato di clandestinità non viene più. Sindaco, posso fare una domanda? Ma non è questo il problema, non è questo il problema. Tu hai detto che questi arrivano dal barcone con il permesso di soggiorno. Quando arrivano qua, gli danno il permesso di soggiorno, perché sono obbligati a darglielo, no? Mi consenta sono richiedenti asilo. Sono clandestini richiedenti asilo. Poi sappiamo tutti, no, le percentuali. Ce ne sono di 50.000 tipi, ma sappiamo che sono percentuali tendenti al 10-15%. Posso fare una domanda? Quindi il resto è tutto clandestino. Posso fare una domanda? Così magari parliamo una alla volta. Allora, volevo chiederlo da sindaco.
e ha evidenziato due problematiche riguardo i grandi migranti, i clandestini, chiamiamoli come vogliamo. Chiamiamoli come però mi deve far parlare, poi clandestino. Sì, però guardi, mi deve far fare la domanda, poi dopo immigrati, perché questa problematica o questa opportunità, a seconda dei punti di vista, ha due ambiti: un ambito di gestione internazionale, quindi con degli interventi, e un ambito di gestione interna. Nel momento in cui vengono qua, voi sindaci dovete in qualche maniera risolvere la questione. Quello che io le chiedo è le problematiche che ha un sindaco a livello proprio istituzionale. Prima abbiamo sentito l'altro sindaco. Poi sentiremo anche il sindaco di Cona, che forse... Ecco, il sindaco di Cona che non è stato, che ha ricevuto la visita del prefetto, non è stato avvisato. Ecco, c'è una cabina di regia tra sindaco e prefetto? Che problematiche ci sono all'interno? Ma allora, tanto c'è un errore di fondo, noi non dobbiamo gestire nulla. Cioè, non è un problema che creiamo noi. Noi veniamo eletti, il mio termine, la problematica che avete. Noi siamo stati eletti dai cittadini per risolvere i problemi della cittadinanza. E qua finisce, anche perché penso sia già troppo anche questo. Poi che venga condiviso con noi, adesso forse il sindaco di Cone può sicuramente spiegarlo meglio, venga condiviso con noi qualsiasi tipo di iniziativa, non c'è condivisione, perché noi sindaci siamo quelli che teoricamente dove vengono scaricati i problemi che altri non sono stati in grado di risolvere, altri che dovrebbero risolvere i problemi. Ma il problema di fondo nostro è un altro. Cioè, adesso noi come sindaci, io ricevo 3 giorni a settimana, grosso modo. Queste 3 giorni a settimana io ricevo miei concittadini che sono in una difficoltà enorme, cittadini senza casa, cittadini che hanno sfratto esecutivo, con figli minori, persone non che non finiscono il mese, non arrivano a fine mese, neanche lo cominciano il mese. E questa è la realtà che noi abbiamo nei nostri paesi. E quindi come si può chiedere, e vi dico che riuscire a sopportare, un termine un po' forte, un colloquio con dei cittadini che sono così in difficoltà non è semplice, perché comunque persone adulte che piangono non è una cosa molto semplice. E come faccio io, sindaco di un paese, fregarmene, perché a questo punto dovrei fregarmene dei miei concittadini e andare ad aiutare chi non è stato invitato, nel nostro paese. Questa è una situazione paradossale. Io ho mandato una lettera ai parroci, visto che la Chiesa è molto sensibile al fenomeno clandestini in certe zone, poi in altre zone è molto meno sensibile, visto che poi un parroco da noi ha ospitato una famiglia tranquillissima, è una famiglia tranquillissima, poi si creano dei disagi collaterali, però la famiglia è tranquilla. Ho chiesto ai parroci, scusate, se avete delle abitazioni libere fatemelo sapere, perché ho una quindicina di persone che hanno lo sfratto e quindi vorrei sapere, quindicina di famiglie, qualcuno anche con figli minori, e avrei bisogno di sapere dove metterlo, visto che come comune non possono permettermi di andare nel libero mercato ad affittare un appartamento, perché Cittadella parte dai 450, 500 e oltre di affitto e il comune non può farlo. Visto che le parrocchie sono sensibili ad aiutare le persone in difficoltà, ho chiesto a loro, mi hanno risposto che non hanno alloggi, quindi prendo atto. L'ho rivolto anche ai cittadini questo appello, richiedendo un affitto naturalmente calmierato, ma io come sindaco sono costretto a dare contributi di 200 euro a una famiglia per vivere al mese, cioè, mi sento in imbarazzo, e poi arrivano queste persone, questi clandestini non invitati, che non mi sembrano proprio delle persone così sciupate, no? Guardandole almeno in televisione, che vengono alloggiati in alloggi sani, igienicamente a posto, mangiano, nel senso che gli vengono comunque portati i pasti, vengono vestiti in maniera anche abbastanza decorosa, mi sembra, e dall'altra parte ho persone che invece devono andarsi a prendere il pacco della Caritas, che a Natale dell'anno scorso abbiamo portato a 15 famiglie i pacchi che aveva raccolto un partito politico che non era la Lega, che però voleva destinarli ad italiani. Quindi se no, per dire, sono difficoltà oggettive. Quindi. Sì, ed è andato alla Caritas a dire lo potete dare agli italiani, ma noi abbiamo l'80% che vengono a prendere i pacchi da noi sono tutti extracomunitari. Croce Rossa, idem, è venuto in comune e ha detto li porto io agli italiani. E non vi dico l'effetto di queste persone quando sono viste recapitare a casa il pacco con generi alimentari di prima necessità. Abbiamo fatto una cosa che sembra una banalità, ma abbiamo creato
una felicità enorme in 15 famiglie cittadellesi. È questo che noi sindaci dobbiamo fare, e questo è il problema che noi abbiamo come sindaci, quello di aiutare i nostri cittadini per prima. Quando uno dice in maniera prima I, purtroppo sì, prima I, perché prima i cittadellesi in questo caso? Perché loro sono quelli che hanno contribuito alla crescita del nostro paese. Magari si trovano adesso in un momento di difficoltà e io devo abbandonarli? Sì, ho mio figlio, io ho un figlio a casa. Okay? Se mio figlio sta morendo di fame, do da mangiare il primo che passa o do da mangiare a mio figlio? Magari gli do da mangiare un po' meno a mio figlio e do a quello che passa. Quello che passa deve essere un profugo però. Deve essere uno che effettivamente scappa da una guerra, deve essere una persona che effettivamente ha bisogno, non questi che vengono qua e poi vanno a fare la bassa manovalanza della delinquenza. Questo è un altro, perché una mia amica avvocata mi ha detto che a Padova su 10 spacciatori 8 sono extracomunitari e 7 hanno lo status di rifugiati. E questo è scandaloso. Torniamo, attenzione, lì si parla di sfruttamento. Andiamo in pubblicità. Allora, torniamo dalla pubblicità, poi della parola, anche sindaco di Cona e poi a Tuminetti. Pubblicità come secondi. No, ma guarda, il Ministero...